Ci siamo ad un momento per noi molto importante, parlo per tutte le persone che sono qui riunite, perché rappresenta il momento in cui premiamo l'eccellenza. Ma cos'è per noi l'eccellenza? Sono i ragazzi, i giovani, quindi i protagonisti di questo momento, che l'anno scorso sono usciti da tutte le scuole di formazione professionale che fanno capo a Forma Veneto con il massimo dei voti. Sono giovani, ragazzi e ragazze, studenti e studentesse, che lo scorso anno hanno, meritato il risultato di un percorso che minimo è durato 3 anni. Abbiamo anche giovani che hanno continuato e stanno continuando gli studi col 4º anno e anche qualcuno con i percorsi FTS. Ma cosa facciamo adesso anche? Diamo merito a tutto un lavoro che in questi anni è stato fatto dagli enti di formazione, dalle istituzioni, da coloro che sostengono il nostro sistema dell'istruzione e formazione professionale. Il sottosegretario prima ha citato, per esempio, una norma importante che riguarda, noi la chiamiamo in gergo tecnico, la verticalizzazione, cioè il 4+2. Sembra quasi un numero da cabala, un numero magico, guardo i responsabili di forma qui davanti, perché ci abbiamo lavorato tanto, ma in realtà è un ulteriore percorso di offerta che arricchisce il già ricco panorama della scelta scolastica. Manus Futuri è nato qualche anno fa, è nato per parlare di intelligenza delle mani e adesso come questa si è trasformata grazie all'inserimento della tecnologia, quindi della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale, dando corpo a quello che poi avremo modo di affrontare, che è quello di figure professionali che noi chiamiamo impropriamente forse ibride, ma che stanno generando nuove occupazioni o comunque nuove possibilità per i ragazzi. Chiamo qui sul palco proprio per avviare questa manifestazione Santo Romano, benvenuto, un applauso, che è il direttore dell'area politiche economiche, capitale umano e programmazione comunitaria, assieme anche al presidente di Forma Matteo Roncarà, eccolo qui. Ecco, vi chiedo naturalmente non solo un saluto ai nostri giovani, ma anche cosa rappresenta per voi questo momento. La Regione del Veneto sono anni, decenni che ci accompagna in questo percorso bello, entusiasmante, e siamo arrivati, credo, a un punto anche di svolta rispetto ai giovani, al mercato del lavoro, al loro futuro. A lei, dottor Romano. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Intanto vi porto il saluto della Regione del Veneto. Oggi in macchina venendo qui pensavo a quante volte abbiamo contribuito all'organizzazione di Job Orienta e non vi dico nemmeno quanti anni sono, perché sennò fate il conto con l'età e non va bene, però veramente tanti anni. Riteniamo che questa manifestazione sia molto importante, l'orientamento è molto importante, la Regione Veneto in questi anni ha investito moltissimo, ha coinvolto oltre 60.000 tra ragazzi e famiglie in questa attività. Questo contribuisce ad avere un tasso di dispersione scolastica in Veneto tra i più bassi d'Italia, e l'altra parte che contribuisce a questo risultato è la formazione professionale, che è una delle priorità delle politiche regionali di questi anni, ed è fondamentale. Abbiamo oltre 20.000 ragazzi e qui insomma ci sono un po', non voglio dire i migliori, ma insomma coloro che sono riusciti a raggiungere questo risultato, quindi intanto bravissimi. Ed è una politica fondamentale, è una politica inclusiva, e questo lo voglio ricordare, un'attenzione che hanno gli enti, di cui molti direttori sono qui, e che abbiamo anche noi come amministrazione, e continuerà. Attenzione a tutte le persone, sia coloro che sono i più bravi ma anche coloro che sono in difficoltà, e quindi insomma questo è un po' il senso della nostra presenza e del valore di quello che abbiamo fatto insieme, lo dico sempre, a dei docenti della formazione professionale che sono a mio parere veramente delle persone straordinarie, perché hanno una sensibilità che non c'è sempre in tutti i luoghi, quindi un merito veramente a loro. Tutto qui, buon lavoro, grazie. Grazie dottor Romano. Al presidente di Forma, visto che ha citato competitività ma anche inclusione.
Ecco, al Presidente di Forma uno sguardo su quello che è il sistema di fatto della formazione nel Veneto, che eccelle, ricordo, non solo in Italia, ma anche in Europa. Sì, grazie. Intanto volevo ringraziare i ragazzi che sono i protagonisti di oggi, no? Voi siete qui oggi perché avete dimostrato di impegnarvi e di credere in voi stessi, e questa è la cosa principale, no? Il voto con cui siete arrivati è importante non in sé, ma perché è il simbolo del fatto che avete dimostrato di riconoscere i vostri talenti e di coltivarli, di dedicarci tempo e energia, e questo è il punto di partenza importante per una vita che per voi si dipana oggi davanti, e che se continuerete con lo stesso entusiasmo ed impegno saprà poi anche restituirvi soddisfazioni. Volevo ringraziare le famiglie, perché sostenere i giovani nello studio non è cosa facile, perché richiede tempo, impegno, talvolta anche rinunce, e volevo ringraziare le scuole, dai dirigenti agli insegnanti in primis, che vi accompagnano, vi hanno accompagnato in questo percorso nel farvi scoprire il talento e nel cercare di far diventare poi quello che oggi siete diventati e che ancora di più svilupperete negli anni e nel futuro. E chiaramente Regione, senza una Regione che crede fortemente nell'istruzione e formazione professionale, le nostre scuole semplicemente non potrebbero continuare ad esistere, ad investire come stanno facendo in questo tempo. Sono 20.000, oltre 20.000 i ragazzi della formazione professionale ogni anno in Veneto, che rappresentano il 10% delle scelte delle famiglie nelle scuole superiori. Siamo nel periodo di scuole aperte e di iscrizioni, no? E anche le nostre scuole da questo punto di vista sono oggi pienamente ingaggiate, e Forma Veneto racchiude sostanzialmente la totalità degli enti di formazione professionale, ma al di là di Forma è importante l'istruzione e la formazione professionale, perché i dati questo ce lo dicono, sa intercettare alcune fragilità, ma nel contempo sa poi rendervi protagonisti attraverso il lavoro, perché i dati ci dicono che il 90% di voi dopo 18 mesi del quarto anno lavorano stabilmente. Quindi i due pilastri che caratterizzano la formazione professionale sono l'inclusività, ma attraverso il lavoro. E quindi un in bocca al lupo a voi, perché il futuro vi riserverà ancora sicuramente tante sfide, alcune fatiche, ma se continuerete con l'impegno e la dedizione che avete dimostrato, sicuramente saprete costruirvi il futuro che meritate. Quindi grazie ancora. Grazie dottor Romano, grazie a Matteo Roncarà. Diciamo che con questi saluti importanti, tra l'altro, che riguardano un po' sottolineare ancora quello che vi dicevo prima, la bontà della scelta fatta a suo tempo dalla Regione del Veneto di sostenere questo sistema che sta dando dei risultati importanti anche in chiave anti-dispersione. Ma detto questo, entriamo adesso in una cosa che a me francamente piace molto. Vi presento due persone che stanno da un lato innovando il sistema in maniera importante, dall'altro un'altra persona che è molto vicina ai ragazzi e alle ragazze, perché ha un'esperienza particolare. Chiamo qui Antonello Vedovato, che è qui che mi sta guardando, e Sabrina Rizzi. Benvenuta Sabrina, benvenuto Antonello. Grazie. Allora, Antonello Vedovato, ci conosciamo da un bel po' di tempo, diciamo, e naturalmente faccio un po' come i follower su Instagram piuttosto che su altri social, lo seguo, lui lo sa, lo seguo anche in questo percorso che ha fatto. Allora, pedagogista, ok? Mi occupo di pedagogia. Ti occupi di ricerca, sviluppo, innovazione e didattica, quindi pedagogia e didattica, ma sei anche un founder, come si dice adesso, giusto? Un fondatore di EduLife, fondatore di 311 Verona, ma anche creatore di un fondo, cosa che francamente ho scoperto recentemente. Un fondo, pensate, che si chiama Social Impact Venture Philanthropy, che ha lo scopo proprio di sostenere queste iniziative, ma fondamentalmente è un innovatore sociale ed è un gran viaggiatore, un giramondo. Anche, esatto. Qui con lui c'è Sabrina Rizzi, che è una studentessa del primo anno dell'ITS Digital Volpato.
che ha una storia molto bella, molto particolare, perché ha fatto una scelta controcorrente. Lei ha studiato, ha trovato un lavoro, tra l'altro viene da Milano, quindi viene qui a Verona per inserirsi in un settore che a Verona è di tendenza. Guardo i veronesi, ma forse hanno già capito. Si occupa di enologia, decide dopo 3 anni di esperienze di fare una cosa che tanti giovani non avrebbero mai fatto, cioè di licenziarsi, di uscire dall'azienda. Per far cosa? Per inserirsi in un percorso di ITS, appunto Academy, Digital Academy, e per imparare l'intelligenza artificiale, capire cos'è e come poi poterla sfruttare. Io vado in un angolo e siamo tutti, come dire, al vostro ascolto. Grazie. Grazie. Grazie per la parola, grazie a tutti voi per essere qui oggi. Direi di entrare subito nel merito dei temi che tratteremo oggi. Sentiamo negli ultimi anni spesso parlare di intelligenza artificiale ormai in ogni ambito, ma è davvero una tecnologia così recente o ha diciamo, radici più lontane? Grazie Sabrina, faccio una premessa, c'è Filippo là che mi sta guardando e che alzerà la mano quando si annoia, per cui è il mio IoT, cioè il mio sensore di noia, ok Filippo, siamo d'accordo? Bene, e coinvolgo anche un'altra persona che è Elena, eccola qui, che Elena, dovete sapere, ha una nonna che ha 75 anni, almeno, ecco, ha 75 anni e lei mi ha detto ma perché ti interessa mia nonna che ha 75 anni? Ecco, in realtà il motivo per cui mi interessa è che si parla di intelligenza artificiale, Sabrina, come fosse nata ieri, in realtà il test di Turing viene fatto nel 1950 e Turing dice se c'è una persona in una stanza e dall'altra parte c'è una macchina e quello che fa il valutatore, che non sa dov'è la macchina o la persona, percepisce che ci sono 2 persone, vuol dire che quella macchina è intelligente. Per cui Elena torna dalla nonna Antonia e gli dice guarda che sei come l'intelligenza artificiale, per cui moderna, ok? Poi nel 1956 si fa una conferenza internazionale che coinvolge i migliori scienziati di tutto il mondo e John McCarthy, un po' furbacchione, dice ma come facciamo a attirare l'attenzione su di noi? La chiamiamo intelligenza artificiale. Questa nasce nel 1956. Per cui Alan Turing e John McCarthy sono le 2 figure, uno padre dell'informatica, l'altro potremmo dire e potremmo definirlo padre dell'intelligenza artificiale. Poi va tutto veloce ma anche lentamente, ma quello che veramente è l'esplosione sostanzialmente è tra il 2012 e poi il famoso 20 novembre 2022 che forse qualcuno di voi si ricorda l'uscita di ChatGPT. Puoi togliere l'audio. Sabrina, lo chiedo a te, cos'è che vedi qua in questo bellissimo schermo? Allora, io vedo molta efficienza effettivamente, tanta meccanizzazione, automazione e mi sembra di non vedere esseri umani in questo caso. Siete d'accordo ragazzi? C'è qualcuno che vede qualcosa che non ha visto Sabrina? Non ci sono persone, giusto? E io vi sto presentando tecnologie estremamente consolidate. Qui non c'è niente di avveniristico, tutto già in pratica, d'accordo? Quello che non stiamo vedendo è la presenza dell'umano, giusto? Adesso faccio vedere una cosa che magari potrebbe... Devo far veloce, mi hanno detto che per cui andrò un po' rapido. Vi faccio vedere un'altra cosa che potrebbe piacere alla vostra mamma, al vostro papà. Anche questa è una tecnologia che è già attiva e che vi può fare un bel piatto di pasta. Per cui la tecnologia arriva anche laddove Sabrina non ci aspettavamo. Esatto. Questo è un esempio, anche molto semplice, ma già in commercio, ok? Allora, ragazzi e ragazze,
teoricamente, vi do una notizia un po' sconvolgente, che in potenza la tecnologia e l'intelligenza artificiale, così come la stiamo conoscendo, può sostituire il 99% dei lavori che conosciamo. Adesso dobbiamo capire dove stiamo noi, perché la realtà, scusate, sono andato troppo avanti, la realtà è che tutto quello che abbiamo visto prima è fatto di processi prevedibili, ripetibili, controllabili in una forma standardizzata. Voi chiedetevi sempre se quello che state facendo è un processo prevedibile, ripetibile, controllabile in una forma standardizzata, se non è già arrivata la tecnologia è solo perché l'umano costa meno. Ok? Sono un po' crudo nel dirvi questo, ma poi vedrete che troveremo anche il nostro posto. Ma Antonello, spiegaci un po' meglio, in cosa si differenzia, come ragiona l'intelligenza artificiale, in cosa si differenzia rispetto agli esseri umani, soprattutto magari quando parliamo di apprendimento, di capacità? Allora, qui adesso vediamo un video che parla potenzialmente di creatività. Per cui quello che prima abbiamo visto è una sorta di rafforzamento muscolare. Avete visto il trattore? Mio nonno ha rafforzato i suoi muscoli con il trattore. Qui abbiamo un rafforzamento di un altro muscolo, che è il cervello. Per cui in qualche modo noi andiamo a rafforzare la intelligenza cognitiva. Questo, Filippo, tu che sei uno, ho visto sveglio, ma qui sono video secondo te che sono fatti dall'umano o sono video che sono fatti dall'intelligenza artificiale? Dall'intelligenza, da cosa l'hai visto? Non dirmi che l'hai buttata perché sennò come Centino. Cosa dicevi? Che c'è il prompt, bravo. Infatti ognuno, vedete che c'è un prompt come quando noi chiediamo a ChatGPT e questa è Sora, ma immaginate che impatto può avere questa tecnologia sugli studios televisivi. Immaginate Hollywood, domani mattina Elena torna a casa e dice a nonna Antonia: cara nonna Antonia, io e te diventeremo delle supereroine e ci costruiamo la nostra fiction. 10 puntate di fiction, io e nonna Antonia che salviamo il mondo. Capite cosa c'è dietro? L'impatto che c'è? Riuscite a percepirlo? È molto importante. Come fa l'intelligenza artificiale a fare tutto questo? Guardate, qui nel 2000 avevamo 2 zettabyte. C'è qualcuno che sa che cos'è un zettabyte? Ve lo dico io poi. Nel 2020 64 zettabyte. Guardate il cambio tra il 2020 e il 2025. 175 zettabyte. Che cos'è un zettabyte? Eccolo qua. Uno solo zettabyte sono 8 miliardi di telefonini pieni di informazioni. Moltiplicate per 178 e capite quanto l'intelligenza artificiale può accedere a quante informazioni, a quante notizie, a quanti dati. E qui vengo alla risposta, Sabrina. Eccola qui. Qui andiamo in aiuto di Nello Cristianini, un grande scienziato, vi consiglio i suoi libri, una è L'intelligenza artificiale e le scorciatoie. Come funziona l'intelligenza artificiale? Funziona per calcolo statistico. Tra l'altro la statistica che usavamo nelle rotte 200 anni fa sugli oceani, per cui nulla di nuovo. Poi funziona con tutti quei dati. Noi, umanità, abbiamo generato 178 zettabyte di dati. Provate a immaginare quanto, secondo voi, Elena, quanti libri può leggere un umano in una vita, secondo te? 5.000? 5.000 leopardi, che poi è diventato anche mezzo cieco. Va bene, allora facciamo conto che il più bravo ne legga 5.000. L'intelligenza artificiale ne ha già letti 15 milioni. Per cui capite che ha alla base
una serie di dati che chiaramente un umano non può avere. Poi qui adesso saremo circa 200 e ognuno di noi ha uno smartphone con almeno 10 app per ogni smartphone. Per cui qui adesso ci sono 2000 orecchie che stanno ascoltando quello che stiamo dicendo e lo fanno tutto il giorno. E questo va ad addestrare gli algoritmi che riescono a fare quelle cose che sicuramente avete fatto già anche voi. Dovevamo fare, ma non avevamo il tempo, almeno in alzata di mano, quanto di voi hanno usato almeno una volta un chatbot, tipo ChatGPT, Claude, Gemini, quasi tutti. Va bene, avanti. Allora andiamo a parlare della parte che distingue l'umano. Guardate, adesso andiamo a parlare di Sabrina, e finché parlo con Sabrina sto parlando con tutti. Allora, lo sapevate che Sabrina, Elena, Filippo, adesso mi vengono questi perché li ho conosciuti prima, sono unici e irripetibili? Cioè, se voi volete conoscere Sabrina, non potete girare tutto il mondo. Oggi è in Job Orienta, è lei. Non ne esiste un'altra copia. Ed ognuno di noi non ha un'altra copia. Siamo unici, irripetibili, inviolabili, irriducibili. Allora, quando trovate qualcuno di nuovo, quando conoscete qualche persona, quando vedete un'altra persona, sappiate che siete davanti a un'opera unica, siete davanti a qualcosa di irripetibile. Questo io lo dico in particolare agli adulti, quando lavorano con voi. Sono davanti a delle opere uniche, l'unica cosa che si può fare è rovinarvi, perché già siete perfetti. Bisogna aiutarvi a tirar fuori il meglio di voi. Poi andiamo a vedere com'è l'intelligenza umana. Allora, prima abbiamo visto statistica, giusto? Abbiamo visto dati internet e abbiamo visto i dati che si raccolgono con i mobile. Ma l'umano come lavora? L'umano lavora di emozioni, apprende e vive l'emozione. E l'emozione è data dall'osservazione, i 5 sensi, ciò che le mamma e papà vi hanno donato, mamma in particolare con la sua fatica, vi ha donato fin dall'inizio, la comprensione, la consapevolezza, cioè la coscientizzazione dell'esperienza che mi sta trasformando, la creatività e la responsabilità. Sapete dove si ferma l'intelligenza artificiale? Esclusivamente al primo luogo, l'osservazione. Il resto è tutta dell'intelligenza umana. Per cui è l'uomo, è l'umano che sa comprendere, prendere con sé, che sa coscientizzare ciò che sta facendo ed è creativo. L'intelligenza artificiale è generativa, va sostanzialmente ad assemblare cose che ci sono già, ma non è creativa. La creatività sta in capo all'umano. E sapete qual è l'etimo di responsabilità? Guardate, questa è molto bella. Io anche un consiglio che vi do è: impegnatevi a approfondire il significato delle parole, vi cambierà la vita. Responsabilità significa rispondere ad una chiamata. Ecco, questo è ciò che io vi auguro maggiormente, rispondere ad una chiamata. Ecco, su questo è stato molto interessante, perché secondo me siamo in una società che tende anche a omologarci molto. Invece quello che ci stai dicendo è che nel futuro quello che farà la differenza invece è proprio la nostra unicità, la nostra diversità cognitiva, la nostra creatività, in un mondo di macchine che invece lavorano benissimo con tutto ciò che è standard. Esattamente. Filippo, posso andare avanti? Ancora non abbiamo raggiunto la noia? Ok, avanti. Allora, ciò che resta all'umano è incarnare le proprie capacità e le proprie competenze. Poi, come vedremo poi, le competenze arrivano dopo le capacità. E poi vi dirò il perché. Per cui l'adattamento fisico e la flessibilità, l'intelligenza sensoriale, il giudizio di pericolo, la capacità di improvvisazione è qualcosa che abbiamo noi come umani.
Okay? È chiaro che se andiamo a ripetere delle cose che sono prevedibili, ripetibili, controllabili, attenzione, perché lì non stiamo facendo realmente ciò che non potrebbe fare l'intelligenza artificiale. Sorvolo velocissimamente su questo, e cioè l'importanza della capacità intesa come funzionamenti aperti legata alla vostra vocazione. Perché le competenze sono funzionamenti chiusi che sono state definite da altri. Quanti di voi sanno usare un foglio elettronico o un foglio di testo? Tutti, dai, su, tutti, la calcolatrice, no, non lo so. Cioè, state usando con competenza un funzionamento chiuso che, se invece lo affrontate con la vostra capacità, e la vostra capacità, sapete quando la trovate? Quando non vi annoiate verso quello che state facendo. Per cui, e qua arriviamo a un dato un po' spinoso, quello che noi dobbiamo fare, qui parlo con gli adulti in particolare, ma poi anche ai giovani, noi non dobbiamo istruire. Qui adesso è andata via la sottosegretaria, dico una cosa che forse poi non mi farà più tornare a Job Orienta, che è un posto che amo. Attenzione, perché noi siamo uno degli ultimi paesi che ha un ministero che si chiama dell'istruzione, ma l'istruzione nella sua parola etimologica è mettere dentro. E dov'è che si mette dentro? Negli algoritmi. Per cui noi dovremmo avere un ministero che si chiama dell'educazione, perché l'educazione invece è far emergere il potenziale delle nostre persone. E qui siamo nel contesto di forma, e la formazione professionale questo ci ha sempre creduto e deve crederci ancora di più, proprio per riuscire a prepararvi al futuro. Per cui, cara Sabrina, l'unica cosa che noi possiamo fare è educarci alla scelta, perché le cose che già si facevano prima non sappiamo come si faranno dopo. Per cui o noi ci educhiamo alla consapevolezza di noi stessi, alla chiarezza delle direzioni possibili, facciamo tante esperienze. Ragazzi, la vostra vera e grande opportunità sarà cogliere ogni esperienza. Riconosco a Sabrina questo coraggio di lasciare un lavoro per attivare una nuova esperienza, perché ha deciso che bisognava essere consapevoli nell'ambito dell'intelligenza artificiale ed essere protagonisti di questo. Caro Federico, sto arrivando alla fine col fiatone. Allora, guardate, questa è la tempesta perfetta. Quello che noi lasciamo a voi, cari giovani, è un mondo un po' complicatino. 3 macro divari: quello ecologico, quello sociale, quello culturale e spirituale. Ogni giorno adesso siamo diventati tutti esperti di geopolitica. Abbiamo davanti un decremento demografico che ci sta impegnando tutti in una grande preoccupazione, e abbiamo l'avvento dell'intelligenza artificiale. Voi capite che se qui non attiviamo una grande alleanza fra le generazioni, da questo buco nero non se ne esce. Cioè dobbiamo mettere insieme le generazioni, le culture e le discipline. E questo luogo, devo dire che è un luogo che ci aiuta. Ultima slide, e ho finito, ok? Poi lascio a te la parola. Sì. Noi dobbiamo mettere insieme le intelligenze multiple dei nostri giovani. Sapete cosa sono le intelligenze multiple? Le intelligenze multiple sono, ad esempio, l'intelligenza cinestetico-corporea. Chi ha un'intelligenza legata, per esempio, che sta veramente male quando è seduto in aula e che vorrebbe essere fuori a correre? C'è qualcuno di voi? Ecco, ecco. Vale, tutti adulti però. Non ci credo, ragazzi, non ci credo. Va bene. L'intelligenza naturalistica, chi impara attraverso la natura. L'intelligenza sociale, chi impara attraverso le relazioni. L'intelligenza logico-matematica, l'intelligenza linguistica. Prima scoprirete qual è la vostra intelligenza preeminente e prima saprete come apprendere più rapidamente ed essere anche più felici. Se noi mettiamo insieme tutto questo,
l'alleanza con le generazioni e ci alleiamo, cioè usiamo l'intelligenza artificiale come un potenziamento del muscolo cerebrale, forse riusciremo, anzi io sono sicuro, riusciremo ad invertire i macro divari e a preparare per voi da oggi un mondo che fra 30 anni sarà ancora più bello di questo che stiamo conoscendo. Grazie. Ecco, mi allaccio a questo discorso, volevo proprio concludere dicendo che secondo me l'avvento dell'AI ci pone davanti a un quesito molto importante, ovvero cosa ci rende effettivamente umani. E ricercando un po' una risposta a questa domanda possiamo cogliere l'opportunità di scoprire qualcosa di noi stessi che forse avevamo anche dimenticato e reinventarsi, quindi cogliere questa sfida e non subirla, coglierla come un'opportunità di trasformare il futuro in una comunità in cui si può lavorare insieme tra AI e esseri umani, insomma. E per questo, riconquistando il titolo, diventare degli artigiani di noi stessi. Esatto. Avanti ragazzi e complimenti a tutti voi, grazie Filippo, grazie Elena e salutami Antonia. Devo dire che sono stati bravissimi perché conoscendo la preparazione, ma anche cosa avevano preparato prima, sono riusciti a sintetizzare molto bene cosa siamo. Cosa avete portato a casa, ragazzi? Guardo questa bellissima macchia bianca con delle scritte importanti, un numero importante, ce l'avete stampato, che rappresenta i centini, no? Ma cosa vi siete portati a casa? Che siete unici. Non c'è nessuno uguale a voi. Ed è per questo che adesso cominciamo questa diciamo, manifestazione di premiazione. Chiamo qui sul palco la sottosegretaria, benvenuta, anzi già ci aveva salutato prima, ma qui abbiamo più di 120 giovani che rappresentano il sistema dell'istruzione e formazione professionale, che lei ha citato tra l'altro col 4+2 poc'anzi, ma che soprattutto rappresentano un po' l'eccellenza. Tutti centini, quindi coloro che l'anno scorso hanno finito i percorsi triennali, quarto anno, con 100. Quindi sono un po' coloro che rappresentano all'interno del percorso, qualcuno ha anche continuato e si è iscritto al quarto anno, rappresentano il meglio degli enti di formazione del Veneto e che ci hanno scelto tanti anni fa con le loro famiglie, che hanno dato fiducia anche ai formatori che sono qui presenti, assieme ai coordinatori, ai direttori degli enti di formazione. Beh, intanto complimenti ai formatori, complimenti alle ragazze, ai ragazzi qua presenti. So che ci sarà una premiazione, quindi io ho voluto essere presente per certificare la vicinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e per farvi complimenti e per dare così un consolidamento a una manifestazione così importante, perché voi col vostro talento siete fondamentali nel sistema educativo e siete anche la nostra speranza. Quindi io starò, se posso, fare qualche premiazione e poi va bene. Grazie a tutti e complimenti. Può rimanere qui con noi, ringraziamo il sottosegretario Frassinetti, ma allora entriamo nel vivo di questa manifestazione. So che c'è anche una musica di sottofondo, un po' di inizio di questo momento, ma chiamerei qui sopra il palco i protagonisti. Quindi coloro che sono alla mia sinistra sono pregati di salire qui sul palco. Prego, accomodatevi, così come coloro che sono alla mia destra. Venite, ci mettiamo qui al centro. Sì, li abbiamo voluti tutti qui sopra il palco
anche per dar loro la possibilità di mettersi fisicamente in mostra. Venite, venite, se non ci stiamo, veniamo più avanti. Ragazzi qui, forza. Dai, forza, venite qua. Dai. Cioè dobbiamo arrivare fin qua. Devono salire tutti loro, anche qui, a destra, prego. Attento. Se non ci stiamo tutti anche qui davanti, ok? Guarda, vieni qua, c'è posto. Sì, prego. Beh, che devo dire, forse voi apprezzate il colpo d'occhio che è qui dietro di noi. Emozionante. Bene, passiamo adesso, io chiamo qui anche il direttivo di Forma. Sono presenti i soci di Forma, il direttivo, la presidenza nazionale di Forma e chiamerei anche Federico Pendin, quindi se mi raggiunge, Matteo Roncarà, Alberto Grillai, Mattia Zaldini, Samuele Moretti, Walter Giacomini, Alessandro Tevarotto e Paola Vacchina, benvenuta. Allora Federico, prima di passare a questa consegna simbolica, perché abbiamo due ragazzi che un po' rappresentano tutti loro, ci descrivi un po' in cosa consiste, come è nato, come è stato ideato questo premio. Allora, innanzitutto un bel applauso a Sandro Dal Piano, che è stato veramente bravissimo oggi. Permettetemi un bel applauso anche a voi ragazzi, perché avete tenuto duro 2 ore, alle 10:30 eravamo seduti. Fatevi un bel applauso. Che qua ci sono stati tanti discorsi, però adesso è il vostro momento. E permettetemi anche un saluto speciale a Giorgio Sbrissa, che è presidente della formazione professionale europea e ci segue e ci accompagna anche dall'Europa, che è un punto molto importante, e anche un saluto speciale a Paola Vacchina, che è presidente nazionale di Forma. Grazie Giorgio. Dunque, mi è stato chiesto di illustrare anche un pochino quello che è un omaggio che vi daremo oggi, che è una matita. È una matita che ha da una parte la possibilità di questo per il touch, quindi per tutte le robe digitali, e poi ha la punta che è inesauribile, cioè una punta di quelle che dura sempre, no? Come inesauribile è il vostro desiderio, ragazzi, di bene e di bellezza, no? Quindi l'augurio con questo oggetto che vi diamo è che voi possiate in qualche modo incrociarla, questa bellezza, e che possiate riempire questo desiderio di bene e di bello che avete incrociato nelle nostre scuole, dentro l'idea che Manus Futuria è mani che accende le menti e che accende anche il cuore. Don Bosco fece il primo contratto di apprendistato nella fine dell'Ottocento, mi perdoneranno i salesiani se non è proprio, ecco, giusto, mi dicono dalla regia, promuoveva l'idea dell'intelligenza nelle mani, e quindi voi avete l'intelligenza nelle mani. Questo è il simbolo anche del lavoro, che sappiamo essere un fattore estremamente coeducativo per voi. Cioè l'aspetto della cultura che introduce la realtà e l'aspetto che avete incrociato nelle tante imprese dove avete fatto lo stage vi ha fatto aiutare a crescere. Da ultimo ringrazio anche il coordinatore della rete ITS Perale e anche Corrado Facco, che è un presidente dell'ITS che ci ha in realtà appena salutato. Un applauso a tutti. Beh, grazie Federico, quindi unicità come lo siete, ma come la matita inesauribili, e questo deve essere l'entusiasmo con cui affronterete la vita, che
già vi sta dando molto con questo anche premio. Beh, a questo punto io passerei proprio alla premiazione vera e propria. Simbolicamente abbiamo deciso, perché siete anche in molti, di chiamare due persone. Uno Mattia Favetta, se mi raggiunge, dov'è Mattia? Qui dietro. Eccolo qua, bene, benvenuto, mettiti là per cortesia. Ma anche Aurora Dalla Valentina, eccola qua. Allora, sono due ragazzi che veramente non ve l'aspettavate, e vi ho preso questa mattina e vi ho ingaggiato, come si fa in questi casi. Loro due mi hanno detto: ma con chi farò questa presentazione? Abbi fede, va bene il tuo partner, va bene, perfetto. Ecco, sappiate che avete un compito importantissimo, rappresentate tutti loro e quello che avete fatto fin qua. Allora, la premiazione al sottosegretario, a loro due in rappresentanza ecco, di tutto il gruppo dei Centini. Ecco, con questo praticamente avremo finito, ma ultime indicazioni per quanto riguarda la parte organizzativa. Adesso agli altri non è che vi lasciamo senza matita. Io ne ho, guardate, ne ho una simile tanti anni fa e ce l'ho ancora sopra la scrivania che uso. Veramente diventerà un premio che vi accompagnerà per la vita e vi ricorderà questo momento. Per cui scendendo a destra e a sinistra vi consegneranno questo premio. Ci alziamo le mani e noi vi applaudiamo perché veramente ve lo meritate. Dai che ci facciamo una foto tutti assieme. Va bene? Bene, possiamo andare Esatto. Ecco, una matita mi raccomando anche per il sottosegretario. Grazie della sua presenza, grazie a tutti e vi aspettiamo naturalmente dove? Agli stand e a tutti gli eventi che sono stati organizzati anche dagli enti di formazione in occasione di questa 34esima edizione di Job Orienta. Grazie a tutti, grazie a coloro che sono in fondo nelle ultime fila, tra cui genitori, formatori, tutor. Un saluto anche a voi perché grazie al vostro lavoro sono qui sopra i nostri centini. Grazie.